Buonasera a tutti, sono le 20:12, Stadio Olimpico del Ghiaccio, e diamo la linea anche ovviamente all'emittente Radio Cortina. La buonasera anche a tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati sulle frequenze Radio Cortina. Ma prima di tutto, come vedete dalle immagini, per chi è collegato sullo streaming di hockeycortina.it, siamo pronti per raccontarvi il match di questa sera che vede di fronte l'Asiago 1935 Migros alla Afro Cortina, per una partita che vale per la Alps Hockey League e ancora per il campionato italiano, perché altro non è che il recupero del match mai giocato se non vado errato, il 28 di dicembre scorso, per appunto i problemi meteo legati alle abbondanti nevicate che hanno impedito ovviamente a giocatori e arbitri di raggiungere l'Olimpico, partita rinviata nel primo pomeriggio già, e quindi una partita che è decisiva per l'Asiago, un po' meno per il Cortina. Ma prima di tutto la buonasera da Luca Zencinelli, e qui accanto a me, ormai come di consueto, per la crew, per il gruppo di Spinorama che si riunisce anche nelle radiocronache, Mario Pizzamore. Ciao Mario. Ciao Luca, buonasera a tutti quanti. Buonasera Mario, ovviamente conosciuto ai più come Mario Polese. Ovviamente Mario Pizzamore è il nome d'arte che abbiamo dato tanti anni fa nella trasmissione Spinorama, ma ormai penso che tu sia più conosciuto come Pizzamore che Polese. È anche più affezionato. Esatto, sì, questo senza nulla togliere ovviamente al no, nome di famiglia. Ci mancherebbe. Siamo pronti per raccontarvi il match di questa sera. Come dicevamo, l'Asiago che ovviamente può puntare al mirino, ben messo a fuoco sulla prima posizione del campionato italiano della Italian Hockey League, perché questo è un risultato che può ancora raggiungere nel caso dovesse vincere stasera, vincere anche nell'altro recupero che si giocherà settimana prossima, esattamente la settimana contro il Fassa. L'Asiago potrebbe andare a guadagnarsi la prima posizione, Mario, che vorrebbe dire non incontrare il Cortina. E direi che non è cosa da poco, visto la forma dei nostri ragazzi ultimamente. È un Cortina in salute, un Cortina che arriva da due importanti vittorie, quella di Renon per 4-0 e quella di Kitzbühel per 3-0. Un Cortina quadrato, solido, cinico anche se vogliamo a momenti, ma soprattutto con poche sbavature. Un Cortina che ci piace, un Cortina che è cresciuto molto in queste partite, e è da dire che il Cortina è cresciuto molto in contemporanea con il rientro di De Filippo, e soprattutto con anche l'arrivo di Mikko Vainen, che ancora non si fa notare in maniera eclatante, ma il suo contributo sotto sotto in silenzio lo sta dando. Assolutamente sì, non mi stancherò mai di sottolineare l'ottimo lavoro di Martino Valledarin fino a un paio di settimane fa, perché sostituire De Filippo non è assolutamente cosa da poco, e Martino Valledarin l'ha fatto in maniera egregia. Certo è che nelle ultime due partite De Filippo, anche e soprattutto aiutato dal nuovo acquisto, ha fatto fare quel salto di qualità a tutto il reparto difensivo che mancava. Ebbene, noi ci siamo, vi presentiamo subito la quartena arbitrale che dirigerà l'incontro: i signori Stefanelli, Pigné, i linesman Mantovani e Piras. Il line-up dell'Asiago che schiera sul ghiaccio la prima linea con Daniel Mantenuto, Alex Frey e Michele Marchetti in difesa, Casetti e Ginetti. La seconda con la Rosa, McParland, Magnabosco in difesa, Marchetti, Forte. La terza con Stevan, Tessari, Olivero in difesa, Miglioranzi e Gabriele Parini. Che poi è un attaccante, deve essere scusate, Rata Coric. La quarta linea con Zampieri, Tessari, Dievore, e in difesa l'unico difensore per il quarto blocco è Michele Forte. Tra i pali ovviamente Johnny Gianluca Vallini. Per quanto riguarda l'Enapa Pezzano, è quello visto nelle ultime partite con Cazzola, Kiptopoulos, Pietroniro, Vainen e Phil Pietroniro in difesa. La seconda con Adami, Alverade, Zanna, Larcher, Emanuele e Michel Angelo Zanatta come difensori. La terza con Sanna, Barnabò, Moser, Vallazza e Cordiano in difesa. La quarta con Oazza Nencidelli, Davide Faloppa, Alessandro Zanatta e Enrico Larcher come unico difensore, Giovanni Toffoli a girare con i tre della prima linea. Intanto c'è un minuto di silenzio, lo rispettiamo anche noi per la scomparsa di Bruno Ghedina, ex giocatore della squadra ampezzana, ha vestito la maglia negli anni 50-60, negli anni gloriosi della Cortina Rex e Cortina Doria, vincendo 9 scudetti, nonché nazionale, Olimpiadi di Innsbruck e tante altre belle cose. E la scomparsa sua, quella legata purtroppo anche alla scomparsa della moglie, poche ore prima. Per lui un minuto di silenzio anche sullo streaming e sulle frequenze di Radio Cortina.
Rispettato il minuto di silenzio per ricordare un altro pezzo di storia dell'hockey ampezzano che se ne va, e l'abbiamo ricordato anche ovviamente a Spinorama ieri nella puntata 12 della trasmissione, ancora purtroppo senza Mario Pizzamore, ma ovviamente non sono mancate le sue intrusioni telefoniche con le sue perle e le sue freddure che rallegrano così anche la puntata in un giorno che comunque era partito male, ma ovviamente nel compito di noi della trasmissione di Spinorama anche quello di ovviamente cercare di tirarvi sul morale, di rallegrarvi in un periodo storico alquanto difficile, ma noi lasciamo da perdere Spinorama per chi ama la radio, torniamo sullo streaming su hockeycortina.it, torniamo dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio per raccontarvi per le immagini e per ovviamente le frequenze di Radio Cortina la partita di questa sera. Giù il pack a centropista, ingaggio vinto da Ampezzani, Emanuele Larcher. Il Cortina inizia con la sua seconda linea, il match Johnny Vallini dietro la gabbia ferma subito una circolazione del pack degli Ampezzani che hanno cercato di conquistare subito il terzo. La ripartenza fermata in zona neutra da Ronny De Zanna. Riparte il numero 8 Ampezzano, lascia un buon rimorchio per Adami che prova subito col rovescio del bastone, tiro debole ma comunque riesce a mettere in difficoltà sull'azione successiva tutta la retroguardia dell'Asiago. Arriva anche il tiro di Emanuele Larcher, attenzione però al break chiuso molto bene qui da Alverà che poi perde il pack, ma arriva Mike Angelo Zanatta ad aiutarlo a riconquistare il possesso per gli Ampezzani. Larcher disco dentro, Asiago adesso prova con Magna Bosco a uscire di zona, pack per Rosa, attenzione, un 2-2, anzi arriva l'aggiunta anche di un altro giocatore a ritroso, lo scambio, arriva anche la prima occasione del match, bella azione di mantenuto, anzi no, era Frey che ha cercato Rosa da dietro porta sul cambio e Rosa colpito, è stato ostacolato al momento del tiro e quindi non ha potuto infierire su Marco De Filippo che comunque ha fermato il pack, lo ha raccolto, lo ha bloccato, lo ha consegnato al Niceman che andrà adesso a scodellare l'ingaggio alla sua destra, ingaggio vinto dagli Stellati. Disco dentro, Vainonen dietro la gabbia dell'1 Ampezzano, lo scambio col Finn Pietroniro un po' difficoltoso, continua adesso, prova con Chad Pietroniro che sono due ex ovviamente, bel break Ampezzano, Giftopoulos vede Cazzola e arriva il primo gol Ampezzano, che bella azione, tutto nasce dalla insistenza di Chad Pietroniro sulla neutra che trova Giftopoulos, la finta di Giftopoulos a deludere il rientro di un terzino asiaghese, il passaggio per Cazzola che colpisce, lo rivediamo nel replay offerto nell'immagine streaming, ecco Chad Pietroniro che riparte, il servizio che apre la difesa dell'Asiago, breve e corto e preciso il passaggio di Giftopoulos per Cazzola che non esita a colpire e a definire. Bel gol Mario. Assolutamente, bellissimo gol, bellissima azione, in partenza un pizzico di fortuna nell'uscita dalla zona tra Vainonen e Phil Pietroniro, aiutati anche dal palo e da De Filippo. Bravissimo e ottimo il lavoro di Chad per Giftopoulos e Cazzola. De Filippo infatti esce dai pali adesso, rischia di combinarla, ogni tanto ci mette un po' paura Marco De Filippo quando esce dalla sua zona di competenza. Tutto va per il meglio per Ampezzani, ha rischiato molto dietro la gabbia Marco De Filippo. 1-0 Cortina dopo 1 minuto e mezzo all'Olimpico, cambia risultato, gol di Cazzola sul passaggio di Remi Giftopoulos. Vallazza non esita ad allontanare il pack, fermato però sulla neutra. Il Cortina può andare a riprendersi il disco buttato dentro ancora dagli Stellati. Dietro la gabbia Cordiano alza gli occhi, deve cercare un compagno da servire, trova Alessandro Zanatta, buon il Cipin a seguire per la corsa di Faloppa che è l'ala che va a spingere dall'altra parte. La ripartenza verso dell'Asiago, prova a chiudere qui il Cortina, lo fa bene qui con Alessandro Zanatta, poi si ostacola un pochino con Lazzari e Cedelli, si gioca molto sulle ali. Larcher, ancora un passaggio, in questo caso in terra di nessuno, c'è icing, non fischiato, ci poteva stare qui. Quarterine sul ghiaccio come quella dell'Asiago, lo scambio riuscito, Lievore, pack dentro, anzi la terza dell'Asiago, esce De Filippo, consegna il disco Alessandro Zanatta per Noazzarini Cedelli, la ripartenza numero 60 Ampezzano negli scampoli finali del cambio della quarta linea, pack riportato dentro, c'è Icy, c'è fuori gioco, quindi deve uscire Alverà per un pack che ha preso un rimbalzo sul corpo di un giocatore zaghese e non ha permesso ai nostri di entrare in zona puliti. Attenzione però al break, Rosa per il tiro di mantenuto, anzi la Marchetti,
mantenuto, non riesce a controllare né a colpire. Dall'altra parte Cortina riparte con un passaggio molto lungo per Tommaso Alverà nell'angolo a destra di Freddy Coutier, di Giovanni Vallini. Disco centro Adami, che bella occasione, che bel servizio di Ronny De Zanna. Non se l'aspettava forse Adami qui, un controllo un po' difficoltoso, anche se il pack sembrava semplice. Trovato, sì, forse colto proprio di sorpresa dal bellissimo passaggio di Ronny De Zanna. Cortina insistente, ricordo Cortina avanti 1-0, si giocano altre partite questa sera ovviamente nella Alps Hockey League, poi andremo a aprire anche una finestra sui risultati dagli altri campi nella cronaca questa sera con Mario Pizzamora e Luca Zenicinelli sulle frequenze di Radio Cortina e ovviamente su hockeycortina.it, lo streaming che vi permette di seguire le immagini live in diretta con le ottime riprese del servizio dei nostri colleghi. 4 minuti trascorsi, 1-0 Cortina. McFarland sulla blu con il rimbalzo per Miglioranzi, arriva la botta di Miglioranzi, parla Marco De Filippo senza particolari problemi. Mario, facciamo un salto negli altri stadi, vediamo cosa sta accadendo, partite ovviamente importanti. Ricordo questa è l'ultima partita per il Cortina nella regular season con le squadre italiane e poi l'Asiago dovrà recuperare un'altra partita contro il Fassa e poi si chiuderanno le sfide tra le squadre italiane, quindi d'ora in poi il Cortina praticamente fino alla Final Four scudetto giocherà contro squadre, diciamo, definiamo straniere, quindi austriache e slovene. Vediamo cosa succede negli altri campi, Mario. Allora, caro Luca, cari radioascoltatori, a Jesenice il Klagenfurt a fine secondo tempo è in vantaggio per 3-2, a Fassa l'Olimpia Lubiana a fine primo tempo è in vantaggio per 2-1, a Feldkirch inizio del secondo tempo il risultato è di 1-1 tra Feldkirch e Salisburgo, 3-2 dell'Ustenau sul Kitzbühel in metà secondo tempo e basta. E direi che siamo a posto. Cortina ancora insistente qui con la linea di Moser, Barnabò e Sanna. Barnabò è arrivato anche a una conclusione molto pericolosa nel mentre Mario ci raccontava i risultati degli altri campi. Bella azione qui dell'Asiago dietro la gabbia, il servizio intelligente verso l'interno, Cortina che si apre un po', si scompone. Andrea Moser a mettere ordine con l'aiuto del suo partner Mike Zanatta. Amici sul ghiaccio, amici fuori dal ghiaccio. Lunga storia insieme per i due quasi coetanei, giusto Mario? Giustissimo, un anno differenzia i due ragazzi. Mike Zanatta aspetta l'arrivo dei suoi verso Vainonen. Servizio breve, alla fine non arriva, però Vainonen controlla bene il pack, lo butta avanti, lo va a raccogliere Zanino Cedelli, ma il pack tocca la rete di protezione, quindi ingaggio fuori dalla linea blu dell'Asiago, fuori dal terzo difensivo della squadra ospite questa sera. Ricordo, in classifica generale l'Asiago prima di questo match appunto si trova in terza posizione, non contando ovviamente il match in corso anche per le altre formazioni. Qui Phil Pietroniro si lascia un po' prendere da un momento un pochino egoista, rischia molto dietro la gabbia piuttosto di servire un compagno, ma purtroppo lo vediamo spesso avere questo atteggiamento tante volte rischioso. Poi le sue firme sulle partite sono sempre importanti, con 4 gol nelle ultime partite. Qui un errore di Zanino Cedelli in uscita, un passaggio non preciso, poteva uscire bene il Cortina da questa situazione, invece va a complicarsi moltissimo la vita con la quarta linea che adesso prova a ripartire. Alessandro Zanatta deve solo scaricare verso Giovanni Vallini per permettere il cambio ai suoi. Rosa delizia con un dribbling nel suo terzo, poi un passaggio che però non riesce a raccogliere il suo compagno di linea. Vallazza aiutato da Adani, c'è la pressione anche di Marco Rosa, anzi di mantenuto. Alverà riesce a mettere fuori, potrebbe essere una occasione per un break a Pezzano. De Zanna aspetta Alverà, forse il rimorchio più opportuno. Adami il tiro c'era e con un tiro di precisione, neanche troppo potente, una conclusione chirurgica di Bombo Adami. Mario, splendida azione, splendido assist e lasciatemelo dire fantastico tiro all'incrocio di Adami, ma voglio sottolineare tutta l'azione ampezzana veramente contro, tra l'altro, e sottolineo la prima linea asiaghese sulla carta, cioè quella di mantenuto, Rosa, McFarland sì, e mantenuto, che ufficialmente è la seconda, ma certo, a livello tecnico è la prima. Sì. Bravissimi i nostri ragazzi. Bel gol, grande intuizione anche e grande pazienza tattica di De Zanna, che non ha forzato il passaggio verso Alverà, ma ha aspettato l'arrivo a rimorchio di Adami
e Adami è stato proprio bravo a cercare l'angolino con cura, con precisione, ha trovato il pertugio nella porta di Gianluca Vallini. 2-0 Cortina dopo 7 minuti esatti all'Olimpico. Inizia veramente in maniera meravigliosa questo match la squadra ampezzana, ma ovviamente ci sono ancora da giocare più di 50 minuti. Matt Parland nel terzo ampezzano. Sarà una sfida sicuramente combattutissima e io penso anche ricca di marcature, soprattutto per il Cortina, lo speriamo ovviamente. C'è da dire che comunque di fronte c'è un Marco De Filippo che arriva da 2 shutout e penso che visto che il record nell'Alps Hockey League di un shutout è stato battuto con appunto 2 di fila da parte ovviamente di Marco De Filippo. Altro bel passaggio qui in questo caso di Cazzola verso la corsa di Charles Pietonino, molto attivo contro i suoi ex compagni, brutta carica da dietro, non sicuramente voluta, nel senso così per diventare pericolosa, ma ovviamente nella stretta di 2 giocatori arriva questa spinta piuttosto evidente sulla schiena e ci sta tutto qui il check from behind. Sì, più che altro sottolineo l'ingenuità a 1 metro dall'arbitro. Come dico sempre all'inizio partita, quello che mi preme è il metro arbitrale, cioè se si fischia in un modo poi è giusto mantenere per tutta la partita quel determinato standard. Questo è un fallo che assolutamente ci può stare, può essere fischiato, sì, deve essere ingenuo il fischiato, difensore sì. dell'Asiago. Sì, anche perché Charles Pietoniro era in una situazione alquanto difficile per poter gestire il puck con tranquillità, c'erano altri 2 elementi vicentini vicino a lui, quindi un pochino la foga qui del giocatore di Ginetti. Il fallo per lui 2 minuti, quindi Cortina 2-0, Cortina in power play che non inizia nel meglio dei modi, prova a ripartire l'Asiago, poi sbaglia l'ingresso in zona e c'è un offside, quindi Cortina adesso potrà giocare l'ingaggio fuori dal suo terzo. Cortina in 5, Asiago in 4 per i prossimi 98 secondi. Il penalizzato, anzi è Lorenzo Casetti, non Ginetti, chiedo scusa. Salutiamo ovviamente tutti i tifosi ampezzani al seguito della partita, ma anche quelli cugini veneti, ovviamente per questo derby veneto che ha già dei precedenti questa stagione, ovviamente non solo per la regular season ma anche per la doppia sfida di return to play che alla fine la Cortina si è aggiudicato proprio nei confronti dell'Asiago con un maggior numero di reti segnate nell'andata e ritorno. Alverà, dump angolato intelligente verso Moser che raccoglie, Cortina può impostare il suo power play, Vainonen, Mike Zanatta, aspetta Adami, si fida di lui, Adami si fida di Vainonen sulla blu, un po' chiuso, non trova un corridoio importante Adami che aggira la gabbia, serve Moser che in back ancora per Zanatta per Vainonen, la botta sul corpo di mantenuto, poi alla fine Cortina deve desistere e va a cambiare il suo special team. Su ghiaccio ora il primo special team ampezzano, quello diciamo di più alto riferimento, con Phil Pietroniro, Mike Zanatta che andrà a cambiare, Cazzola, Giftopoulos ovviamente, Chad Pietroniro, arriva Cordiano con Phil Pietroniro, lo scambio tra i due, ben riuscito, ecco l'uomo di Saronno a rimorchio per Cazzola, l'ingresso in zona, ben fatto qui, Chad Pietroniro, Phil Pietroniro che ritarda qui un pochino il passaggio perché c'era Giftopoulos completamente lasciato solo. Cordiano per Phil Pietroniro, ovviamente quella è la sua posizione, quello è il suo ufficio dove poter scagliare il suo tiro di prima intenzione, il suo one timer che spesso ferisce i portieri avversari in senso lato. Arriva la conclusione di Chad Pietroniro, poi sul rebound Giftopoulos, Cortina bene qui, ancora Chad Pietroniro, il tiro di Chad, para ancora Gianluca Vallini, ancora grande difficoltà per Chad Pietroniro di trovare il fondo della rete. Un gol per lui più un altro gol che però è stato l'autogol a Kitzbühel, anzi scusate a Renon. Ancora piuttosto polveri bagnate per Chad Pietroniro che l'anno scorso insomma, fece parecchio meglio ad Asiago a livello proprio di score. Buon power play ampezzano soprattutto nella fase di ingresso nel terzo, un po' meglio si poteva fare nel far girare più velocemente il disco. Cortina con scambi precisi adesso, c'è Barnabos, c'è Giftopoulos, le finte di Remy col rovescio, non proprio un gran tiro, finisce addirittura fuori dal specchio della porta. Dietro la gabbia si fa anticipare qui De Zanna per la ripartenza dell'Asiago che comunque sta subendo anche i postumi del power play ampezzano che non ha portato una marcatura, ma ricordo il Cortina in vantaggio per 2-0.
De Zanna si fa un pochino sorprendere qui, ma riesce comunque a recuperare il pack. Finora positivo De Zanna con un ottimo assist per Adami e belle idee sul ghiaccio. Larcher con molta tranquillità mette a correre i suoi cavalli della quarta linea. A recuperare questo pack ci provano Farò, Zarina e Cedelli. Il recupero qui di Emanuele Larcher. Alza la testa Vainonen, il passaggio che non arriva però sulla stecca di Zarina e Cedelli. C'è l'icing, se non sbaglio è il primo icing del match, Mario. Sì, in realtà ce n'era uno prima ma non Esatto. fischiato, quindi ufficialmente è il primo icing. Sottolineo le due ciliegine di Ronny De Zanna al buon Adami, una magnificamente trasformata in gol e pochi secondi prima ciccata da Adami. Però la linea sta girando bene, sta funzionando e sta creando grossi grattacapi all'Asiago. Attenzione, quarta linea Pezzana contro la prima dell'Asiago. Ovviamente l'allenatore Mattila va a schierare i suoi uomini più importanti contro la quarta Ampezzana, che è costretta a rimanere sul ghiaccio dopo l'icing. Si va a cercare ovviamente di mettere più forza rispetto alla squadra avversaria, che adesso gioca con i suoi uomini più giovani e anche di meno esperienza, diciamo, almeno a livello offensivo. Vediamo se riescono a tenere a galla la squadra ampezzana e soprattutto riescono a far segnare gli aseghesi, i ragazzi della quarta linea. Non sarà un compito facile, infatti la gestione del pack fino a questo momento è tutta sulle stecche aseghesi. Al primo tocco, al primo possesso, ovviamente il Cortina deve cercare di allontanare il pack, non in icing, ma cercando magari di allontanarlo con una certa cura o trattenerlo, come in questo caso, su una conclusione un pochino scellerata così, perché poteva fare sicuramente molto meglio Casetti qui sul momento opportuno, poteva gestire meglio il pack e non trovare appunto la mano di De Filippo, che mette fine a un minuto di sofferenza. Questo è uno degli aspetti pericolosi delle liberazioni vietate, ovviamente la squadra che si rende. C'è il power break di Neoregia Bene. per quanto riguarda lo streaming. Noi restiamo su Radio Cortina e salutiamo il nostro partner Stuzzica la Voglia. Sei andato a prenderti una pizza a Stuzzica la Voglia? Assolutamente sì, Mario. sono andato, me la sono fatta portare a casa. Ah, quale preso? Afro, il tuo benessere quotidiano. A San Vito di Cadore sono veramente digeribili. Ottime. Non digeribili nel senso che volano in alto, ma proprio possono essere. Le digerisci piacevolmente. Non dirigibili, volevo dire. È un gioco di parole che Mario non ha capito, ma vabbè, torneremo in studio, Mario, dove sarai mi asseconderai di più probabilmente. 7:41 al termine del primo diritto dell'Olimpico. Hockey Night su Radio Cortina, su hockeycortina.it. Risultato a favore dei Ampezzani 2-0, bel match finora, giocato molto bene da Cortina, anche se non ha sfruttato il power play, ma riesce comunque a gestire, vediamo anche in questo caso, vediamo se riesce a gestire la pressione dell'Asiago, ovviamente, che si rafforza sempre di più dalla parte di Marco De Filippo, chiedo scusa. Un Cortina che neanche con la prima linea riesce a guadagnare il possesso del pack. Ancora una conclusione pericolosissima che passa vicino al corpo di Cazzola e arriva sul corpo di Marco De Filippo, che riesce a rispondere. Cortina sotto pressione assoluta da circa 2 minuti, però potrebbe partire qui un'idea intelligente in break, anche se è un 2-3. Iftopoulos si attarda un pochino nel suo dribbling, recupera Cazzola, che è sempre bravo anche a intervenire a livello difensivo. La sua rapidità gli consente di recuperare sempre anche la posizione tattica che a lui è richiesta, quella appunto di centro, quindi su e giù per il campo, e questo lo sa fare molto bene. Alverà cerca ancora con un cycling De Zanna, che è bravo a mettersi in maniera giusta sulla balaustra per trovare il rimbalzo opportuno e per riuscire a trovare anche ancora Tommaso Alverà. Buon inizio qui della seconda linea, che poi è quella che ha iniziato proprio la partita, quindi, ma chiamiamola semplicemente seconda linea. Adami, Alverà, De Zanna. Ronny De Zanna molto ispirato in questa prima parte di match, buon lavoro in forechecking e altro servizio invitante al centro. Ancora De Zanna che illumina con un passaggio per Sanna, che raccoglie, ma purtroppo il pack era sul rovescio del bastone. Sanna con un wrap around, anche lui qui ci mette il turbo a girare la gabbia, riesce a fare un buon lavoro, non completato purtroppo, ma buona l'azione anche personale di Marco Sanna. Cortina direi molto positivo in questa prima frazione, l'atteggiamento che vediamo da Renon a Kitzbühel
fino ad arrivare questa sera con tutto il rispetto per gli avversari precedenti, contro una squadra che è decisamente più attrezzata rispetto alle due compagini che il Cortina comunque ha battuto con merito e a tratti anche essendo quasi più dimostrando proprio la propria forza e la propria superiorità. Assolutamente sì, Cortina superiore in tecnica, in fisico, in idee a Kitzbühel e Renon. Poi un conto è esserlo sulla carta, un conto è vincere la partita sul campo. L'avversario di questa sera molto più tosto, molto più duro, tanto è vero che sul 2-0 sotto, 2 minuti in favore degli Stellati nei quali ci hanno schiacciato, bravissimo De Filippo a mantenere la calma. Occasione qui, chiude molto bene Filippo Pietonino con un grandissimo intervento su mantenuto, riparte Faloppa, si scontra qui Alessandro Zanatta che non rispetta il suo ruolo, va a chiudere sul centro della pista mentre doveva essere proprio dall'altra parte del campo. Si va un pochino a condizionare un recupero di Filippo Tonino, poteva tramontarsi un ottimo break e si vanno a complicare adesso gli Appezzani proprio su un errore tattico. Chiude proprio Alessandro Zanatta, poi si fa perdonare qui su un intervento davanti allo slot, alza di nuovo la pressione l'Asiago. Il Cortina non deve assolutamente farsi schiacciare, è quello che sta facendo in questa parte centrale del periodo iniziale. Cortina che va un po' in confusione quando deve gestire il pack, adesso è Filippo Tonino che allontana sempre in maniera piuttosto malevola e quindi rigala di nuovo il possesso. Certo allenta la pressione perché i giocatori offensivi possono andare a cambiare. C'è da dire che anche Filippo Tonino, se ogni tanto appunto commette certi errori, tante volte possono essere anche perdonabili visto il suo grandissimo impiego sul ghiaccio. Giftopoulos fa tutto molto bene tranne che l'ultimo passaggio. La ripartenza dell'Asiago, bello il servizio su McParland, disco al centro non raccolto da Rosa, arriva la conclusione dalla blu abbondantemente a lato. Parini fa un buon lavoro il giovane 44 qui, poi alla fine deve desistere, poi ripartire adesso ancora il Cortina, si stringono però McParland e compagni. Charles Pietonino si allunga alla solita maniera il disco, deve uscire Gianni Vallini, poi una bastonata su di lui. Poteva forse anche starci una penalità qua, Mario, no? Guarda, visto la mia onestà intellettuale, dico assolutamente sì, steccata abbastanza ingenua sì, e inutile. E comunque graziato veramente qui. Se gli arbitri avessero fischiato non ci sarebbe stato nulla da obiettare. Anzi, sarebbe stato oltremodo un modo di criticare il gesto di Charles Pietonino, perché vabbè, è del tutto inutile, avrebbe messo in difficoltà i suoi, ovviamente, con la sua penalizzazione. È andata bene veramente qua il Cortina. Asiago non preciso con Casetti che non riesce a mantenere dentro il disco, viene chiuso da Ronny De Zanne, continua a poi recuperare il pack, ma qui che deve accelerare. Bravo Larker, ancora per servizio per Ronny. Avverrà l'ingresso in zona, giocano molto bene i ragazzi della seconda. Adami aspetta l'arrivo di qualcuno sulla blu che si attarda un attimino, però il disco in quella maniera finisce nello slot, può andare a colpire qui Ronny De Zanna nel traffico, il disco che si impenna, arriva sulle reti di protezione, gioco fermo. 2.50 al termine, un altro salto nella Alps Hockey League mentre un Cortina avanti 2-0. Ricordo le marcature di questa sera, i gol Ampezzani, quelli di Adami che va a segnare così il 2-0, ma in precedenza la bella marcatura sempre su altra bella azione, la combinazione Pietonino-Giftopoulos poi concretizzata da Mike Cazzola. Mario, cosa succede nell'Alps Hockey League questa sera? Velocissimamente pareggia lo Jesenice 3-3 in casa col Klagenfurt, allunga l'Olimpia Lubiana a Fassa 3-1, 2-2 tra Feldkirch e Salisburgo e allunga anche il Lustenau sul Kitzbühel 4-2. Marco Sanna, una serie di delay, non riesce però a distogliersi dalla marcatura di Ginetti. Ancora Sanna, bravo, insistente, poi purtroppo regala il disco agli avversari. Cortina però gioca ancora con la pressione, con il forecheck, con l'atteggiamento giusto. Sembra essere uscito da un momento di impasse, ma anche diciamo giustificato, perché insomma l'Asiago è terzo in classifica, può arrivare primo in classifica nel campionato italiano, è una squadra attrezzatissima per vincere nuovamente la Alps Hockey League e nuovamente il campionato italiano, e quindi insomma c'è solo da stare attenti e c'è anche da considerare che ci possono essere, come dimostrato negli ultimi minuti, la possibilità di soffrire. Adesso l'Asiago che spinge proprio col primo blocco mantenuto, McParland nel fray,
Giftopoulos, Cazzola, disco dentro, c'è fuori gioco, alla fine devono uscire tutti gli elementi, anche Giftopoulos dovrebbe uscire dal terzo difensivo dell'Asiago, 1:25 al termine. Arriva adesso la seconda linea, chiedo scusa, con Merparla, Magliabosco e Rosa. Ovviamente nella prima linea ci sono Marchetti, Mantenuto e Frey, l'ex Renon. Disco dentro, soluzione molto intelligente per il tiro di prima intenzione di Marco Rosa, 2 volte addirittura. Cortina che finisce un pochino in affanno, speravamo non potesse accadere, ma attenzione, potrebbe ripartire il break Ampezzano, un passaggio non precisissimo ma anche un po' forzato, non poteva fare sicuramente meglio qui Mike Zanatta. Prova a colpire da dietro la porta Giftopoulos, comunque nasce una situazione buona per il Cortina di andare a colpire, peccato, quel passaggio proprio è finito in mezzo ai 2 giocatori. Vediamo se la regia ci ripropone il replay del break Ampezzano che nasce proprio, rivediamo invece qui a Charles Pietrolino che dopo l'azione insistita dietro porta di Giftopoulos va a provare a forzare sul portiere che aveva quasi colpito nell'azione un po' da noi giudicata precedentemente. Forse c'è qualche ruggine tra Charles Pietrolino e Vallini, è già il secondo colpetto, diciamo così, potrebbe essere, sì, che l'Ampezzano regala al gol asiaghese. Potrebbe benissimo essere, decisamente, anche perché un gesto del genere che poi non ha portato nessun danno. Ovviamente Phil Pietrolino, il tiro para Johnny Vallini perché sa che Phil Pietrolino, anche lui insomma, ha una certa esperienza di convivenza sia con Chad ma anche con Phil Pietrolino. Forse tra Chad e Gianluca Vallini c'è qualcosa, lo vedremo se nel seguito della partita ci saranno ancora situazioni, insomma, un pochino di nervosismo, chiamiamole così, o di ruggine da togliere. Mentre Phil Pietrolino, anche lui ha giocato insieme a Vallini e qui Vallini ha fatto capire che sa dove Phil Pietrolino generalmente tira. E poi Vallini non è l'ultimo degli arrivati, comunque portiere forte nel giro della nazionale. Certo. De Zanna, ancora un passaggio illuminante verso Adami. Sì, parecchio ispirato stasera Ronny De Zanna. Finalmente riusciamo a vedere un Ronny De Zanna che gioca come deve giocare, con le sue grandissime capacità tecniche, riesce veramente a essere sempre in anticipo sugli avversari. Alverà, c'è De Zanna proprio libero, Alverà tenta la finta, poi si attarda, non sarà contento qui De Zanna perché ha fatto tanto per gli altri finora De Zanna, qui non è stato assecondato bene da Alverà che forse si è un po' complicato la vita andando a cercare il dribbling. Tommy Alverà ha fatto una finta di troppo forse, poi ha cercato De Zanna, sì, ma ormai era troppo tardi. Ormai era forse troppo tardi. Sul talento di Ronny nessuno ha mai avuto nulla da dire, quello che un po' viene attaccato all'attaccante ampezzano, scusate la ripetizione, è la continuità. Devo dire che in questo primo tempo ottimamente giocato dal Cortina, Ronny ha avuto 4-5 idee veramente brillanti.
Bago Bago. Bombo è polemico anche come dorme. La roba ero lì sull'angolo Fuori dal ghiaccio è da morire da ridere adesso. Il ghiaccio non so. Torniamo in diretta, sono le 20:59, un minuto alle 21 per questa partita che è iniziata alle 20:15. Ricordo si è concluso il primo periodo sul risultato di 2-0 per gli ampezzani, un 2-0 solido, un 2-0 insomma alla fine comunque giustificato per una Cortina che ha fatto più dell'Asiago, per quanto poi l'Asiago abbia reagito in maniera costante e aggressiva per circa 5-6 minuti dopo il decimo della prima frazione. Abbia messo un po' di difficoltà la Gabbia Mezzana, ma come ricordavamo nel primo tempo Mario Dio Marco De Filippo non ha dovuto compiere interventi eclatanti, diciamo così. Bel Cortina, bravi, ordinati, bravo Marco in quelle occasioni, come hai detto bene te, non pericolosissime, ma sempre sicuro, sempre al posto giusto. Abbiamo sofferto quei 2-3 minuti centrali del primo tempo dove l'Asiago ha sfruttato anche il mismatch tra linee prima contro quarta, ma in linea di massima primo tempo ben giocato dai ragazzi. Sì, primo tempo giocato bene, primo tempo gradevole anche per noi, spero anche per voi. State assistendo ovviamente le immagini su hockeycortina.it. Per quanto riguarda lo streaming, se ancora non lo sapete, andate sulla home page di Hockey Cortina, in alto a destra la casella streaming, registratevi, fate il login se siete già registrati e acquistate il biglietto della partita, e vi assicuriamo che ne vale veramente la pena questa sera. Se non avete la possibilità di accedere a internet, ci sono le frequenze di Radio Cortina che da secoli ormai vi propongono appunto le radiocronache del match, o semplicemente anche andando su su radiocortina.it, se avete l'app della nostra emittente per ascoltare il match, la radiocronaca di Mario e del sottoscritto. Cortina bene ancora con l'inizio di questo secondo tempo, con Adami, De Zanna che sembrano ormai trovarsi a meraviglia questa sera. Hanno trovato quell'intesa che speriamo possa anche durare poi per tutto il match questa sera e per le partite a seguire. Tantissime giocate le stanno rendendo veramente facili. Tre giocatori dotati tecnicamente. Arriva il tiro anche dell'Asiago dopo 30 secondi, ancora senza problemi Marco De Filippo. Dicevamo appunto di Adami, De Zanna e Alverà, tutti giocatori dotati tecnicamente. Adami è giusto l'elemento di esperienza nella linea, con un De Zanna creativo e sempre ovviamente in anticipo. Questa è la sua grande caratteristica, è una caratteristica importante per un giocatore di hockey, ma per tanti sport di squadra, riuscire ad anticipare l'avversario sempre con un'idea. Alverà è l'uomo tecnico che può creare soprattutto dagli angoli, quando riesce a venire la maggior parte delle volte a uscire pulito dai contrasti. Adami è l'uomo solido che dà ovviamente la sapienza tattica a questo blocco. E c'è l'icing anche dell'Asiago che non inizia proprio bene questo secondo periodo, trascorso solo un minuto. Ovviamente c'era il timore che l'Asiago potesse continuare sulla falsariga degli ultimi 10 minuti, c'è ancora presto per parlare. Il Cortina però ha iniziato anche questo secondo tempo con il piglio giusto. Cortina attento e concentrato dai primi momenti del secondo periodo. Ingaggio dalle parti di Vallini, lo scambio, Chad Pietoniro, arriva il tiro, anche questa volta è sfortunato, disco sui pattini forte, McParland dall'altra parte, deve chiudere Vainonen, McParland para con la punta del bastone, Marco De Filippo recupera Phil Pietoniro, il passaggio per Cazzola che è obbligato a mettere solo il bastone per deviare la traiettoria del disco, non può pensare ad un suggerimento importante verso Christopoulos, era di spalle Cazzola, ancora un passaggio troppo alto. Ecco, questa è una cosa che
pregherei non accadesse troppo spesso. Phil Pietroniero ha questa tendenza proprio a tagliare, tante volte può essere opportuno anche per approfittare magari di situazioni di contropiede, di breakaway, quindi di andare a velocizzare l'azione, ma tante volte è più semplice dare il passaggio proprio al centro, che più all'uomo che è più vicino per la riproposizione offensiva. Spesso le sue scelte sono appunto di questa entità. Cordiano cerca di trovare un po' di metri sulla neutra, di portare avanti il pack, alzare il baricentro del Cortina. C'è l'aiuto qui di Sanna che poi va a aggredire un po' fisicamente l'oppositore. Non ci sono penalità, la buona giocata qui l'ingresso in zona dell'Asiago. Cortina può difendersi con Vallazza che deve abbandonare subito il pack, si ritarda un attimino, subisce la carica, perde anche il pack. Alla fine il disco viene allontanato dalla Cortina, non ci sarà icing probabilmente. Banabova in pressione, Parini a centropista, Zarina Cedelli controlla il disco, rischia molto qui, viene ostacolato, poi va a perderlo ai danni dell'avversario. Lo scambio dietro porta, anzi nell'angolo, recuperato qui da Mike Zanatta verso Faloppa che deve girarsi, disco che in qualche maniera riesce a portare dentro per la corsa di Alessandro Zanatta. Casetti fuori il pack, Cortina può adesso tranquillamente andare a recuperarlo con Mike Zanatta che non ha però tanti riferimenti. Disco ancora buttato alto, è costretto Faloppa a fermarsi sulla blu, altrimenti sarebbe in corso nella infrazione di offside. Zampieri, ragazzo di Feltre, pare sia un classe 2002. Lo scambio, adesso l'ingresso in zona, si chiude la difesa Pezzana, però ancora possesso dell'Asiago. Sulla blu Casetti, dall'altra parte per Ginetti, arriva il tiro, para Marco De Filippo, un po' di sufficienza nell'allontanare il pack nello slot per gli ampezzani. Arriva ancora un tiro, si alza la pressione qui della Migros. Casetti cerca un corridoio, fermato dal block shot di Alverà, il disco ancora pericolosamente lì davanti alla porta. Deve allontanare Mike Zanatta, ma deve farlo con una certa cura. Adesso lo scambio alto, Alessandro Zanatta che non vede Zarina Cedelli, disco troppo lungo per lui, cambio lungo per il 60 che è stato costretto a rimanere sul ghiaccio, adesso va a cambiare. Poteva fare un po' meglio Alessandro Zanatta qui, anche se Zarina Cedelli era sulla fine del cambio, ma c'era la possibilità di andare a offendere. Sì, anche perché Alessandro aveva comunque la visuale aperta e passaggio un po' troppo lungo. Giocati 4 minuti quasi all'Olimpico nel secondo tempo, il risultato sempre 2-0 per il Cortina. Aveva iniziato meglio nei primi secondi, primo minuto e mezzo del periodo la squadra ampezzana, e ha dovuto subire adesso con l'insistenza, anche con qualche mezza occasione, l'Asiago. Ghittopoulos recupera un disco, poi sbaglia però il servizio. Recupera il disco ancora l'Asiago adesso. Magnabosco, bello il passaggio qui per Frey che prova a tirare, bravo Chad Pietroniero a fermare subito l'intenzione dell'ex Renon. Ancora arriva Frey che è dotato di un tiro fortissimo di polso e anche preciso. Qua viene fermato prima da Marco De Filippo, poi Cortina può ripartire, si allunga poi il pack Chad Pietroniero, poi se lo va a riprendere ma è costretto a desistere perché esce Vallini dai pali, mantenuto, fermato sul nascere da Cazzola che fa un buon blocco a centropista. Cortina adesso può andare a prendersi la pastiglia nera dietro la gabbia, rischia un po' qui Cordiano, ma soprattutto il passaggio di Phil Pietroniero non era proprio illuminante, ha messo un po' di difficoltà l'uomo di Saronno, infatti si crea un pericolo davanti alla gabbia di Marco De Filippo. Rosa non raccoglie, recupera ancora Phil Pietroniero, adesso può ripartire Cazzola, c'è un 3-3, Cazzola si ferma sulla blu, aspetta a rimorchio Giftopoulos che arriva, gira la gabbia, il giocatore canadese di origine greca, è un po' trattenuto da Magnabosco, si distoglie dalla sua marcatura, aspetta un possibile compagno sulla blu, trova Cazzola il servizio era buono per Chad Pietroniero che fallisce l'impatto con il pack. Ancora Chad Pietroniero un pochino nervoso, un pochino timoroso davanti porta, mi sembra quasi. Chad Pietroniero ha la fortuna di avere Cazzola e Giftopoulos che con queste sovrapposizioni, loro marchio di fabbrica perché le fanno veramente sempre, fateci caso, creano spazi davanti alla gabbia. Chad dovrebbe essere il terzo che chiude l'azione, spesso nelle ultime partite e anche in quelle precedenti
non è freddo, No, non è freddo. nell'ultimo colpo. Nel tap-in, diciamo, e infatti nelle ultime partite prima dell'addio di Cottam e quindi dell'arrivo contemporaneo di anzi bisogna dire il contrario, prima dell'arrivo di Vainonen e contemporaneo addio di Cottam, proprio il canadese è stato impiegato più di una volta in prima linea con risultati sicuramente non superiori a quelli di Charles Pietoniro, ma perché sicuramente c'è una difficoltà nella prima linea di trovare soluzioni verso la rete, oltre e soprattutto gol, non soluzioni verso la rete ma soprattutto gol che non siano quelle di Remy Giftopoulos e di Mike Cazzola. Il gioco via piuttosto liscio, meno apprezzabile a livello tecnico rispetto al primo periodo, Mario. Ritmo forse un pelino più basso. Fammi sottolineare una cosa, non riesco ancora a capire, non mi tolgo il dubbio, dove arrivino i demeriti degli attaccanti asiaghesi e dove invece ci siano, e sono sicuramente enormi, i meriti di De Filippo, che continua a far sembrare tutto veramente facilissimo. Quindi la posizione è praticamente sempre perfetta. Prima in un 1 contro 0 con McParland ha fatto una parata facendola sembrare semplicissima sì. e invece De Filippo sta parando ogni tiro che gli arriva contro. La ripartenza dell'Asiago, un dump solitario qui del giocatore stellato. Cortina può chiudere, ma il pack rimane ancora in possesso della squadra ospite. Un po' di indecisione davanti porta tra l'Arca e Zanatta che non si intendono, rischiano veramente di combinarla grossa qui. Ancora l'Asiago nel terzo, arriva il tiro di Casetti sull'esterno della rete. Il Cortina può ripartire adesso. Cortina un po' sta subendo un po', mi sembra un pochino anche sulle gambe la squadra ampezzana in questo frangente del match. Ovviamente c'è la pressione, torniamo anche online e live con Radio Cortina. 21:08, risultato sempre 2-0 per la squadra ampezzana, maturato nella prima frazione con gol di Cazzola e Francesco Adami, giocati 7 minuti nel secondo tempo. Cortina che sta un pochino subendo, non in maniera così preoccupante l'azione degli avversari, ma che stanno comunque costantemente tenendo alto il baricentro e giocando spesso nel terzo del Cortina. Arrivano le conclusioni. Il Cortina deve togliersi da questo momento di difficoltà, perché nell'aria c'è la possibilità che arrivi il gol asiaghese a forza di, anche se ovviamente di fronte c'è un portiere che, come raccontava Mario in precedenza, non ha assolutamente avuto nessuna esitazione finora. Cazzola che è cresciuto molto, Mike Cazzola, in questo arco parte della stagione, è diventato un giocatore veramente fondamentale per la squadra ampezzana. E ancora lui recupera un gran disco in balaustra, se lo va a prendere, lo gestisce. Vainonen, bel servizio per Filippo Pietoniro che prova la conclusione quando c'era Giftopoulos solo davanti alla gabbia. Passaggio di Filippo Pietoniro verso Vainonen. Vainonen, servizio ottimo questo, rapido, forte per un Charles Pietoniro che sbaglia completamente i tempi sulla conclusione di prima intenzione. Gioca bene la prima linea, ma devo dire che Mike Cazzola veramente è dappertutto, è un motorino senza soluzioni di continuità. Assolutamente sì, fammi sottolineare le due aperture quasi a occhi chiusi di Vainonen, che vede hockey dove gli altri difensori magari ancora non vedono. Ha liberato 2 volte al tiro in maniera precisa e illuminante i compagni di linea. Dicevi bene, Cazzola è cresciuto parecchio. Tutta la linea dei ragazzi stranieri, incluso il buon Giftopoulos, nelle ultime 5-6 partite in effetti stanno dando molto. Stanno dando molto, anche se ovviamente dobbiamo forse attendere ancora il Giftopoulos migliore. Zaria ce l'ha l'ingresso in zona, potrebbe tirare, aspetta Faloppa, arriva il tiro sull'esterno della porta. Si è allungato un pochino il pack, il numero 60 Ampezzano, forse poteva fare meglio e stringere verso la porta. Faloppa con una buona azione in mezzo a una selva di giocatori, lo scambio sulla blu, buona giocata del numero 72 Pezzano, arriva il tiro nel traffico, forse anche una deviazione. Gioca bene qui la quarta, Daniele Celli, un delay sulla rossa di porta, alza la testa, prova a cercare vie interne, serve Cordiano che trova un corridoio importante, Cordiano davanti alla gabbia, viene ostacolato al momento del tiro da Zampieri, non riesce a scagliare il pack, Alessandro Zanatta verso ancora Cordiano, il tiro, Daniele Celli recupera il disco, il servizio per la conclusione di prima intenzione di Alessandro Zanatta.
poi si scontrano due giocatori Pezzani che vanno a perdere un po' di secondi nel rientro, ma non ci sono pericoli, per il disco arriva, va a cambiare anche la linea Pezzana. Bravo qua Marco Di Filippo, assiste subito Zanzanata verso Alverà, il tiro al palo la conclusione violentissima di polso, non arriva ancora il primo gol Tommaso Alverà, peccato per questo, veramente un tiro rapido, immediato, come si deve fare, senza troppe esitazioni, andare a concludere quando si ha proprio il momento giusto, cogliere l'attimo, carpe diem. Qui arriva il tiro immediato su una bella recupero da parte della squadra pezzana, che un Alessandro Zanatta che lascia a Tommaso Alverà, conclusione sul primo palo appunto colpito interno, quasi gol, ancora non arriva il primo gol di numero 28 a Pezzana di stagione. Si scalda la partita, soprattutto iniziano a vedersi occasioni e il Cortina torna a riaffacciarsi dalle parti di Gianluca Ballini, e lo ha fatto con la quarta linea che aveva un pochino deluso le attese nella prima frazione. Bravissimi ragazzi della quarta linea, finalmente con coraggio hanno portato il disco, l'hanno girato col disco sulla stecca, prima Noah Zardina Cedelli, poi lo stesso Faloppa, buon lavoro della quarta. Sfortunatissimo invece Tommy Alverà su un'idea geniale di De Filippo, che non rallenta il gioco ma apre immediatamente per Alessandro Zanatta, che è bravo a lasciare lì per Tommy, palo interno, sfortunato. Sì, proprio sfortunato qui, sarebbe stato un gran gol. Abbiamo passato anche la metà del secondo periodo, occasione per l'Asiago sul rimando di Marco De Filippo, disco alto. Marco De Filippo sembrava esserci anche in questo caso. Chad Pistonino mette il turbo, prova a fare un numero da circo, gli va male. Dalla posizione dell'Asiago, controllo non felice di McParland, per fortuna Marco De Filippo può controllare, disco per Vainonen, che andrà a giocare il disco sempre nella maniera più semplice e precisa, come lo vediamo giocare in queste partite. Deviazione sotto porta di McParland, disco che finisce sulla spalla di Marco De Filippo, pericolo questo per la retroguardia Pezzana, che adesso va a recuperare un pack. Vediamo se il servizio adesso arriva verso Chad Pietolino, anzi è Chad che assiste Phil. Ormai i due giocatori già sono appunto fratelli, in più hanno entrambe il fishbowl, che è appunto l'acquario, ovvero la maschera integrale, il visore integrale sul volto, e devo dire che la sfortuna dei due è veramente al limite quasi della comicità. Ovviamente possiamo anche scherzarsi visto che non hanno subito niente di grave. Prima Phil Pietronino colpito al volto in una delle prime partite in campionato, diversi punti sul viso, e per lui ancora diciamo il desiderio di stare ancora sicuro dietro questa visiera. Poche settimane dopo c'è Chad, che è stato colpito nuovamente a Kitzbühel alla prima partita senza visore integrale, è stato colpito di nuovo in uno scontro accidentale con Mike Zanatta, di nuovo sul volto, altri 4 punti, e di nuovo è tornato. Adesso basta, adesso mi metto la visiera integrale per tutto il resto del campionato. Quest'anno i fratelli Pietronino sono decisamente colpiti dalla sfortuna. Lasciami una piccolissima cattiveria, ma ovviamente con tutto l'affetto del mondo, mentre Phil sul ghiaccio sicuramente ha più punti che in faccia, forse Chad al momento, speriamo che si sblocchi, ma al momento ha più punti in faccia che sul campo. Ci sta Mario. Ricordiamo Stuzzica la Voglia, San Vito di Cadore, la pizzeria per eccellenza, ovviamente in questo momento esclusivamente per asporto, ma nel momento in cui, come è stato dal 97. Afro, il tuo benessere quotidiano. La maggior parte degli ascoltatori delle nostre parti ovviamente sanno la qualità del servizio e del prodotto di Pinuccia e Corrado. Si riprende anche l'Olimpico dopo il power break pubblicitario, riprendiamo anche nel live streaming ovviamente la diretta cronaca. Cortina sempre avanti 2-0, partita che ci sta piacendo, penso che anche voi, se avete acquistato il biglietto del match e quindi vi state godendo le immagini sullo streaming di hockeycortina.it, potete essere veramente gratificati da un match che devo dire non delude mai. Il Derby Veneto difficilmente delude, è andata in questi anni di Alps Hockey League, è andata spesso male al Cortina per la forza ovviamente dell'avversario, ma il Cortina ha sempre saputo giocare alla pari, difficilmente ha subito rotondi risultati o sconfitte, se non ricordo quest'anno quella di 5-1, 5-0 o 6-1 a Asiago circa un mese fa, che proprio era la partita di andata di regular season, non quella che valeva per il return to play. Mario, cosa succede all'Olimpico? Guarda, stavo riguardando un attimo le immagini per capire se Cordiano fosse colpevole o meno. Onestamente fallo abbastanza leggero, gli arbitri comunque hanno deciso
di dare la prima penalità agli ampezzani della serata. Eh sì, primo power play per la squadra asiaghese, per la squadra diretta questa sera da Nicola Tessari. Non c'è Mattila in panca, forse ci siamo persi qualcosa, ma non credo. Ivo Masca, ovviamente solido sulla sua panchina, un Ivo Masca che abbiamo avuto modo anche di, soprattutto personalmente, prima anche che Mario partecipasse alle radiocronache e telecronache insieme al sottoscritto, anche di criticare, perché ci sembra giusto farlo per un dovere, tra virgolette, giornalistico, e poi giornalisti non siamo, ma un dovere di cronaca, però devo dire che sembra aver trovato in queste ultime partite, con questi primi anche 33 minuti, un'idea ben chiara di cosa può tirar fuori dai suoi ragazzi e dal gioco di questa squadra che tante volte abbiamo un pochino condannato come una squadra priva di idee soprattutto, ma ricca di forza anche a livello individuale. Masca, devo dire, anche se ha forse lui, ma come i giocatori stessi, un pochino ancora non convinto fino alla partita di Renon, devo dire che da dopo in poi il Cortina sta dimostrando un atteggiamento completamente diverso e i risultati si vedono. Assolutamente sì, quello che abbiamo sottolineato da qualche partita a questa parte è assolutamente l'atteggiamento dei ragazzi. Gli errori si possono fare, si faranno sempre, ma quello che conta è l'atteggiamento. Lasciami dire che l'acquisto di Vainonen ha aiutato parecchio, sì, sia per l'apporto specifico del giocatore, ma soprattutto anche per dare equilibrio alle altre linee. Come tu hai sottolineato questa cosa, volevo ricordare a te, Mario, e come tu ovviamente non potevi commentare in diretta, attenzione però al break mantenuto, ciccato il tiro, forse c'è il recupero qui di un Adami superlativo che prima ha creato un forecheck insieme a Sanna che ha tenuto altissimo il disco, Nicole Cortina ancora in inferiorità numerica per pochissimi secondi, quindi un penalty killing giocato veramente alla grande dalla squadra Pezzana, e qui Adami è andato a chiudere sul colpo praticamente a porta sguarnita, a colpo sicuro comunque di Frey. Bella combinazione, c'ha il Phil Pietroniro, non vuole il passaggio per Cordiano che era veramente, aveva la porta spalancata, va a concludere sull'incrocio dei pali, ma anche qui troppo la testa bassa per Phil Pietroniro che ha un gran tiro, ma un'occasione così, vediamo nel replay, guardate Max Cordiano completamente libero, Phil Pietroniro preferisce andare da solo. E chi ha regalato un altro cioccolatino a Phil Pietroniro? Ancora Ronny De Zanna. Sì. 6:20 al termine, sempre 2-0 Cortina, finora nessuna marcatura nella frazione centrale, ma tante belle cose, belle azioni e soprattutto tanta aggressività. Si gioca da una parte all'altra del campo, aveva iniziato meglio sicuramente l'Asiago questo tempo, poi il Cortina è tornato circa dal 12°, anzi dall'8° minuto, a farsi vedere dalle parti di Gianluca Vallini con occasioni e anche occasioni importanti. Attenzione però alla ripartenza, qui un po' scomposta la difesa del Cortina, Phil Pietroniro lascia un grande varco, provano a colpire i ragazzi della quarta dell'Asiago, ci mettono a pezza Vainonen, la ripartenza del Finnico che ovviamente va a scagliare, Vallini perde il bastone, non va a forzare un pochino Giftopoulos, Zaniacinelli sul servizio di Giftopoulos, ostacolato da Casetti, c'è la differenza di qualche centimetro e comunque è premiato appunto il giocatore più robusto in questo caso in un contrasto leggero in balaustra. Cordiano, lo scambio con Giftopoulos, si comporta bene a livello di pattinaggio sulla blu, poi cerca la porta, Cazzola rimette in discussione il disco lì nello slot, Cordiano bravo qui, un look verso Cazzola, girano bene ancora gli uomini da prima, Cazzola vuole ancora Cordiano lo scambio Giftopoulos e arriva il gol, che giocata, che azione del Cortina, che bravo Max Cordiano, bravissimo Max Cordiano, geniale nel passaggio quando tutti credevano, incluso Vallini che avrebbe tirato, bravissimo e geniale nel passaggio a Giftopoulos, dove sembrava che sul tiro Vallini avesse potuto parare, invece no. Il disco è rotolato beffardamente in porta per il 3-0. Bene così. Ottima azione Cortina, e qui avrei creduto, vediamo nel replay, Cazzola cerca Cordiano alla porta spalancata, invece illuminante il suo passaggio verso Giftopoulos. Ecco, diciamo, è quello che aveva voluto fare prima Pietroniro nei confronti proprio di Max Cordiano. Arriva un'interruzione arbitrale a 5 minuti dal termine, c'è solo un offside credo.
è solo un offside, si stavano a discutere un po' gli arbitri, che ci chiedevamo di cosa potessero parlare nel frangente. Quello che conta all'Olimpico è che il risultato sul tabellone di 3-0 per la squadra ampezzana, 3-0 direi anche meritato, anche se l'Asiago comunque ha fatto vedere, è andato più volte a colpire verso la porta di Marco Vivo, che ha compiuto un paio di interventi che a noi sono sembrati semplici, poi magari erano veramente interventi difficili. Mario, vai a capire tu questo portiere. Guarda, veramente mi stuferò di dirlo, ma sta facendo sembrare tutto facile, un 2 contro 1 causato da un'uscita un po' avventata di Pietroniro, saltato, e quindi 2 contro 1 asiaghese. In scivolata Marco ha chiuso ogni buco della propria porta, e questi interventi fanno la differenza, perché invece che trovarti 2-1 adesso sei 3-0 sopra. Sì, non è finita qui il primo e il secondo tempo, ovviamente manca ancora tanto, 4-25, ancora Ronny De Zanna prova a cercare rapidamente in uscita di zona un compagno utile, in qualche maniera Cortina riesce a prendersi il terzo con Alverà che amministra bene il pack sulla blu. Ancora Alverà, buono il servizio per De Zanna, lo scambio, l'idea era molto buona, perché ormai tre vogliono, proprio si cercano moltissimo, come forse non abbiamo mai visto in questo campionato, tre giocatori che si cercano a costo di fare la cosa in più, ma va bene così perché tutto gli sta riuscendo molto bene e possono permetterselo. Ronny De Zanna, idea giusta qui, non può andare a servire Alverà di spalle, ma trova il dump perché deve andare a cambiare. Bravo anche De Zanna a catapultarsi subito nella panca della sua squadra, perché avesse toccato quel disco sarebbe stato il rischio di incorrere in una infrazione di uomo in più e quindi una penalità. Il Cortina lontana, arriva sicuramente l'Ising che interrompe una fase di gioco molto continua dopo il power play dell'Asiago, ben subito e gestito dal Cortina. Assolutamente sì, ci si poteva aspettare tranquillamente il ritorno asiaghese, terzo in classifica e tra le favorite alla vittoria finale, ben gestito da Cortina, sostenuti da un portiere di nuovo in splendida forma. Pensare, Marco De Filippo praticamente, ricordo, ha giocato solo una partita prima della sfida decisiva con Renault di una settimana fa, era mercoledì scorso, dove Cortina si è conquistato appunto la Final Four scudetto. Prima di quel match Marco De Filippo aveva giocato in questa stagione solo un match, era proprio nella partita di andata contro il Renault, quindi un portiere che in effetti a livello di attività sul ghiaccio, parliamo di partite giocate, ne ha veramente ancora poche, però dimostra già Renault nel primo match dopo settimane di assenza, ha dimostrato di essere il portiere affidabile solo per il fatto che sembrava giocasse da sempre. A Barnabò, il suo buona conclusione qui, Paravallini, tiro centrale, ma comunque lo impensierisce di qualcosa, poi c'è uno scontro, la porta si sposta, si andrà a giocare un ingaggio fuori, anzi all'interno del terzo difensivo della squadra targata Migros del presidente Mantovani. Salutiamo ovviamente tutti i tifosi dell'Asiago che in questo momento stanno sicuramente soffrendo per il risultato che è piuttosto importante già per il proseguimento del match, un 3-0, 2:49 dal termine del secondo tempo, diciamo importante, ma la forza dell'Asiago sicuramente potrà sicuramente permettere ai tifosi di sperare per il terzo tempo, e quindi Cortina deve stare bene attento e continuare a giocare con la stessa intensità come ha dimostrato a tratti in questa seconda frazione e come ha dimostrato per l'intero primo tempo. Ci sta anche subire, ma bisogna subire con intelligenza, senza rischiare nulla, così come era successo proprio nella prima frazione dei minuti centrali. Asiago nel terzo del Cortina, Parini trova il corridoio, trova Corpi a Pezzani, alla fine Vallazza a mettere fuori verso Faloppa, arriva anche Alessandro Zanatta a mettere i suoi chili lungo la balaustra. Vediamo che esce vincente, proprio Alessandro Zanatta esce vincente per Noazzani Cedelli, il passaggio ottimo per Cordiano, arriva alla conclusione di Max Cordiano e trova la parata spettacolare qui di Johnny Vallini. Che bravi tutti e tre i protagonisti di questa splendida azione, a cominciare da Noah Zardini Lacedelli, passaggio illuminante per Faloppa, se non sbaglio a corrente, forse aspetta Cordiano qui, aspettate un attimo, forse aspetta quei 10 centesimi di troppo, sì. però bravissimo anche Vallini.
a fare una grande parata. Quindi è chiaro, è sempre il bravi discorso tutti e tre. dell'anticipo che parlavamo prima, appunto la grande caratteristica di gioco importante per un giocatore, soprattutto in uno sport dinamico e veloce come l'hockey su ghiaccio. Parlavamo appunto di questa caratteristica che è una delle migliori di Ronnie De Zanna secondo il nostro punto di vista. In questo caso appunto avesse scagliato subito in prima intenzione, Vallini non ci sarebbe mai arrivato. Vallini è stato fatto un intervento notevole, ma anche perché appunto ha avuto il modo di poterlo compiere, non è stato anticipato dal tiro, dalla rapidità di esecuzione di Max Cordiano in questo caso. Comunque anche Max ottimo finora questa sera, già la bella assistenza verso Christopoulos, e poi anche qui si è fatto trovare da difensore in una situazione idealissima per andare a colpire. La Siago non ci sta ovviamente, 3-0 Cortina, 1:45 al termine del periodo centrale. Noi tifosi ampezzani ovviamente ci rallegriamo di come sta andando il match, ma oltre al risultato c'è da dire che siamo veramente contenti di come il Cortina stia giocando, ed è lo stesso atteggiamento, forse ancora migliore, perché l'avversario ovviamente è decisamente più forte, con tutto rispetto parlando per Renone e Kitzbühel, un atteggiamento ancora migliore, una squadra ancora più solida e a tratti, oso dire Mario, spettacolare in certi frangenti. L'atteggiamento è quello giustissimo, gli avversari sono di tutto rispetto, ma è un grande Cortina. Non si può pretendere di non far mai tirare l'Asiago in porta, Certo. perché ovviamente la squadra avversaria tecnicamente è forte, e è l'atteggiamento, sottolineo, dei ragazzi che è veramente perfetto. È cambiato qualcosa. Grande giocata qui per il tiro, Marco De Filippo ancora senza dare modo di pensare che abbia avuto difficoltà o anche successiva nel appunto bloccare questo puck. Nessun rebound Che su un siano tiro che è arrivato nel traffico. Che siano 2, 3, 4 uomini davanti a lui sembra che li cancelli dalla propria visuale, È vero. ed è come se uno tirasse da centrocampo. È vero. Veramente bravissimo. 1:19 al termine, 3-0 Cortina. Ricordo il terzo gol di Remi Giftopoulos, che mette la firma anche questa sera, va a tabellino, nonostante, come ripetiamo spesso, non sia ancora il giocatore della passata stagione, ma a livello in tante fasi del gioco, ma è un giocatore che comunque segna ancora tantissimo e crea, e potrebbe, noi diciamo così, non è che fosse una quello dell'anno scorso, diciamo semplicemente che Remi Giftopoulos potrebbe fare ancora di più di quel tanto che sta già facendo e contribuendo alla causa. Rosa, la ripartenza, Marchetti, passaggio verso Magnabosco, buona l'idea in rovescio, forse un po' lunga, Magnabosco non può raccogliere, ma si chiude ancora bene in Cortina con 4 elementi, riesce poi a riproporsi con un passaggio non preciso, in questo caso verso Alverà. Casetti va a chiudere per un icing che arriva ovviamente in maniera legittima sull'errore del passaggio verso Tommy Alverà da parte di Phil Pietronino. Vainonen. Era Vainonen in questo Passaggio caso. sbagliato di Vainonen o Tommy che non ci ha creduto fino in fondo? Punto di domanda. Ma abbiamo Fatto parlato, sta, liberazione vietata. abbiamo detto che Vainonen è appunto il giocatore che ci mancava per precisione e tutto, quindi dobbiamo continuare a sostenere questa. Sì. Ci dispiace per Tommy. Diamo 50 e 50 di Sì, colpe. 50-50. Adami vincente all'ingaggio, un leone questa sera anche Francesco Adami, veramente sul ghiaccio. Lui a controllare il velo per Ronnie De Zanna. Adami a gran voce vuole il disco di ritorno, gli arriva però con una deviazione. Ronnie De Zanna recupera il disco, Adami lo vorrebbe ancora nuovamente, arriva anche il tiro di prima intenzione di Adami, ancora lo scambio tra i due. Alverà, 7 secondi al termine, non manca molto, potrebbe andare, continua ancora ad infierire, ma finisce increscendo la squadra ampezzana nella sirena con una seconda linea veramente brillante anche in questo finale, nonostante le due conclusioni mancate, il passaggio che non è arrivato di Ronnie Zanna verso Adami, poi Adami sbaglia, comunque non riesce a concludere con la giusta violenza verso la porta su un tiro di prima intenzione. Devo dire che questa sera, nonostante Cazzola stia facendo il suo lavoro, Christopoulos abbia anche segnato, la vera prima linea è proprio questa, la linea che sta facendo molto meglio anche in questa seconda frazione. La linea che sta facendo di più è proprio la linea di Adami, Alverà e De Zanna, Hai detto con i tutto. loro difensori poi ovviamente. Hai detto tutto, Di riferimento. sottolineo solamente un bellissimo gesto proprio tra Adami e De Zanna. Fine del secondo tempo, ancora con loro migliori in campo. Benissimo, diamo linea alla regia per il secondo tempo, per il terzo tempo anzi, tra 16 minuti, linea alla regia per quanto riguarda lo streaming.
Spelling. 21:45, la buonasera ancora dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina, la Hockey Night su hockeycortina.it per lo streaming e per la radiocronaca diretta sulle frequenze di Radio Cortina e su radiocortina.it del match valevole per la Alps Hockey League ma anche per l'IHL, quindi campionato italiano, una sfida che non conta praticamente nulla per il Cortina per i punti che potrebbe fare nella graduatoria appunto verso lo scudetto, visto che il Cortina è terzo in classifica, ha conquistato la Final Four a Renon, ha blindato il suo terzo posto e nulla nella vittoria e nella sconfitta possono cambiare le sorti degli Ampezzani. D'altra parte invece c'è un Asiago che è secondo nella graduatoria italiana, ha la possibilità con questa partita, che ricordo è un recupero della giornata non giocata, della partita non giocata il 28 dicembre scorso, e con il recupero di martedì prossimo della partita non giocata contro il Fassa per le stesse ragioni in giorni diversi ovviamente, di andare ad insidiare e andare a prendersi il primo posto. Non va bene all'Asiago, Mario, perché nel caso dovesse finire così la partita, l'Asiago potrebbe dire addio al primo posto, manterrebbe la sua seconda posizione, quindi andrebbe ad andare a incontrare il Cortina nelle semifinali. Hai detto tutto perfettamente. L'unico modo per l'Asiago di cercare di agguantare il primo posto ai danni del Brunico è fare punti questa sera. Finisse uno, così, giusto? almeno un punto, e giocarsi poi tutto nell'ultima partita contro il Fassa. Dovesse finire così, lo scontro in eventuale semifinale scudetto dovrebbe proprio essere Asiago-Cortina per un altro bellissimo derby veneto. Eh sì, Final Four che si giocherà, ancora non abbiamo le date precise, radioascoltatori e telespettatori, dovrebbe giocarsi a fine o inizio febbraio, fine gennaio, e se la formula sarà rispettata, quella dell'anno scorso, ovviamente ci potrebbero essere dei cambiamenti, ci potrebbero essere delle soluzioni diverse in questa annata assai particolare. Si giocherà con partite di andata e ritorno bella tra le semifinaliste e così tra le finali. È iniziato il match intanto all'Olimpico, il terzo periodo, Cortina avanti per 3-0, inizia subito avanti l'Asiago, ovviamente non ci sta, deve rifarsi, deve riprendersi la partita, l'Asiago se vuole andare a trovare punti importanti per l'Alps Hockey League, prima di tutto come del resto il Cortina, ma anche, come abbiamo detto, per la graduatoria del campionato italiano, soprattutto per quello. Torniamo anche live sulle frequenze di Radio Cortina, è iniziato il terzo tempo qui all'Olimpico da 40 secondi, risultato di 3-0, risultato costruito dagli Ampezzani con due marcature nel primo drittel, quelle di Cazzola e di Adami. Nel secondo tempo un'unica marcatura, quella di Remy Giftopoulos, un Cortina ancora solido nella seconda frazione, un secondo periodo forse più spettacolare, più errori sicuramente, squadre più aperte, un Cortina che però è andato a colpire con Remy Giftopoulos e avrebbe potuto andare addirittura ad infierire in altre occasioni. Un Marco De Filippo attentissimo, preserva ancora l'integrità della sua gabbia. Trascorso un minuto olimpico, Mario, che dici? Andiamo a vedere un po' cosa succede nelle altre arene dell'Alps Hockey League, potrebbe esserci già qualche verdetto finale nel calendario, nelle giornate di questa sera. Mario? Confermo, risultato finale da Jesenice Klagenfurt 6-4, risultato finale da Fassa, dove l'Olimpia Lubiana si è imposta 4-2, finita anche a Feldkirch, tra Feldkirch e Salisburgo all'overtime vince il Feldkirch 4-3 e finita anche a Lustenau 7-3 sul Kitzbühel. Benissimo, grazie Mario. Magnabosco, l'ingresso in zona, rosa sulla blu, l'esperienza, conquista il puck, lo gestisce, poi lo fa circolare lungo la balaustra ancora per José Magnabosco, chiuso da un Cazzola che è veramente dappertutto. Anche qui va a prendersi il disco nonostante la differenza, non con Magnabosco di centimetri, ma con Marco Rosa e con i suoi compagni di linea, riesce a uscire ancora col puck, se lo va ancora a riprendere e propone la manovra offensiva del Cortina, addirittura andando a pressare dall'altra parte. E qui rischia una penalità che non arriva, richiesta dalla panchina asiaghese, più che evidente ai nostri occhi. Giftopoulos, passaggio con il timing un pochino sbagliato, però anche Remy va a riprendersi dopo l'errore. Vallazza, lo scarico verso Moser che fa la cosa saggia di sporcare il puck all'interno per l'arrivo di Barnabò. Arriva anche Marco Sanna dall'altra parte, riparte bene qui l'Asiago, però arriva la conclusione, si ferma sui pattini di Vallazza. Dalla Bru, Casetti, il tiro, para Marco De Filippo, due uomini davanti alla sua gabbia,
nessuno che va a disturbare, ancora Marco De Filippo vincente di fronte a due giocatori asiaghesi, non si scompone, si muove in maniera millimetrica seguendo proprio i movimenti dei suoi opponenti lì davanti, dei suoi aggressori, perché qui si trattava proprio di una sfida impari. Marco De Filippo aveva due giocatori davanti a sé, con la difesa ampezzana in questo caso un pochino disattenta, diciamo. Arriva anche l'Ising a confermare quanto di sbagliato abbia fatto la difesa ampezzana in questo momento. Bravissimo e freddissimo Marco De Filippo, assolutamente ancora perfetto. Certo è che 2 contro 0 a 1 metro dalla porta, in una situazione di gioco normalissima, quindi non affrettata o accelerata, non me ne capacito. Il Cortina commette Ising, quindi deve mantenere gli stessi uomini sul ghiaccio, deve essere bravo il Cortina adesso a vincere l'ingaggio come sa fare sicuramente Andrea Moser, conquistare il possesso, giocare il disco alto o comunque andare a gestirlo, perché la pressione della Migros si fa alta. Sanna perde un disco sanguinoso qui su un passaggio altrettanto comunque non felice di un suo compagno. Frey, disco sulla blu, trattenuto, arriva alla conclusione, la deviazione. Marco De Filippo anche in questo caso non dà segni di difficoltà. Miglioranzi, il tiro, ancora un altro tiro sul rebound, in questo caso non del portiere ma di un pattino a Pezzano. Cordiano sotto pressione non riesce a liberare, Cortina sta subendo adesso, ovviamente paga ancora secondi importanti lasciati con l'Ising, con gli stessi uomini sul ghiaccio. Può andare a cambiare adesso la terza ampezzana, prova ad andare la quarta del Cortina adesso a cambiare un pochino la disposizione sul ghiaccio e soprattutto il baricentro, che era tutto ovviamente spostato del gioco verso il terzo del Cortina. Buon recupero di Alessandro Zanatta, che però si addormenta sul controllo. Marco Rosa chiuso da Emanuele Larcher, un positivo Emanuele Larcher anche questa sera dopo la fiducia che gli viene data adesso ultimamente da Ivo Masca. Il tiro completamente fuori qui, prova a giocare il disco Noazza Diacelli, cade sul ghiaccio, prova a recuperare il pack, arriva Mike Zanatta, Cortina sotto pressione con la linea di Marco Rosa e Magna Bosco ancora sulla blu per Ginetti, lo scambio con il passaggio completamente fuori tempo di Marchetti verso Rosa, disco dall'altra parte, vanno a cambiare i giocatori della quarta, ci vuole più forza adesso anche fisica per opporsi sul ghiaccio. La linea migliore del Cortina questa sera, quella di Adami, Alverà e De Zanna, che deve ancora scendere sul ring. Va adesso a cambiare anche Alessandro Zanatta, trascorsi quasi 5 minuti a Olimpico, sempre 3-0 per il Cortina. Il Cortina a gestire in maniera piuttosto ordinata questo vantaggio, c'è la forza dell'Asiago dall'altra parte, ma ancora le conclusioni pericolose verso la porta di Marco De Filippo non arrivano, o quelle che sono pericolose per Marco De Filippo non lo sono. Alverà, il suo tiro alto, c'era Gianni Vallini, arriva anche la conclusione qui potente di Filippo Toniro, ancora Alverà, rapido verso De Zanna, bello lo scambio, peccato la conclusione di Alverà di prima intenzione, finisce sulle gambe di Adami. Alverà, ottimo delay dietro la gabbia, elude la marcatura avversaria, lo scambio, lavoro sulla blu, perfetto, riuscito. De Zanna, una seconda linea, chiamiamola così, che a tratti domina l'avversario, come in questo caso. Vainonen saggiamente porta fuori il pack che era al limite della blu. Filippo Toniro qui deve giocare con calma, cerca il passaggio alto, trova Roy De Zanna, lo scambio sulla stecca di Cazzola, pack dentro nell'angolo per l'arrivo di Chad Pietoniro. Ancora la pressione di Cazzola, non porta frutti però in questo caso mantenuto. Frey prova il suo solito tiro di polso, ostacolato da un buon Vallazza qui. Miglioranzi dalla blu, conclusione, fermato dalla stecca di Cordiano. Vallazza nell'angolo contro Frey, arriva a aiutarlo anche Cordiano. Buona l'uscita di zona qui di Cordiano, che rischia moltissimo, ma fa la cosa tecnicamente precisa. Passaggio alto, non c'è icing, sbaglia l'Asiago, continua poi a riconquistarsi il disco, in questo caso con Mike Zanatta che lascia sfilare il pack per non rischiare nulla sul cambio. Usa il fosforo qui Mike Angelo Zanatta, che sembra aver trovato il suo equilibrio, vero Mario? Assolutamente sì, giocatore dall'affidabilità indiscutibile, esperienza sempre al posto giusto. Se proprio vogliamo trovargli una pecca, non sempre brillantissimo nei primi metri, ma
Sotto il punto qui. di vista dell'affidabilità niente da dire, bravissimo Mike. È il classico passo dell'atleta che aggiunge la maturità, per riconoscere anche in questa stagione aveva dato qualche segno di difficoltà, poi ovviamente come tutta la squadra del resto, partite giocate male dall'intera squadra, i primi a rimetterci sono i giocatori che hanno meno dinamismo ovviamente. E invece Mike Zanata sembra aver trovato proprio nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese, quella convinzione, quella maturità di essere consapevoli dei limiti e delle proprie capacità, e infatti sta sfruttando le sue capacità senza far vedere i suoi limiti, ed è sicuramente un giocatore preziosissimo nella Guardia Ampezzana, anche perché, se vogliamo dirlo, è l'unico giocatore fisicamente forte e diciamo che si fa sentire. Occasionissima ancora qui con un Cortina che cerca addirittura lo spettacolo nello slot, perché qui Moser poteva andare sicuramente a colpire di prima intenzione, invece prova a replicare quanto di buono fatto dalla seconda linea per uno scambio veramente riuscito bene tra Adami, Barnabò e appunto lo stesso Moser. Ha cercato proprio quest'ultimo Dreo, ancora Sanna, non Adami scusate, Moser ancora a spingere, un Asiago che è trattenuto lì da una terza linea che fa un ottimo lavoro in questo cambio, ancora Pac dentro, qui Moser chiede un po' troppo ai suoi e quindi Cortina è costretto a uscire dal terzo, ma va benissimo così. Ottimo lavoro ancora della terza linea, che si va ad aggiungere a quello già incredibile ed efficace della seconda linea praticamente da inizio match, e Cortina ancora pericolosissimo. Olivero arriva alla conclusione, un diagonale pericoloso, para Marco De Filippo con il gambale, si dispone bene qui, arriva anche il tiro di prima intenzione, nulla di fatto, Barnabò prova a mettere fuori, scelta un po' scellerata qui, Marco De Filippo costretto a uscire dai pali, Alessandro Zanatta mette il corpo, fa un buon lavoro del Pietroniro, ma anche lui mette il corpo all'ostacolare, adesso prova il forecheck la quarta linea ampezzana, a cercare di andare a prendersi questo disco al centropista, lo fa con Alessandro Zanatta, buono il primo movimento del numero 22, Faloppa davanti alla porta, vediamo Alessandro Zanatta che fa giustamente la cosa giusta, infatti poi arriva la triplice chiusura dell'Asiago e quindi Pac è portato fuori dagli stellati. L'importante è non subire in questi ultimi minuti, commettere meno errori possibile, un vantaggio di 3-0 è un buon vantaggio da gestire negli ultimi 11 minuti e 18 secondi, come dice il tabellone. De Zanna cerca ancora Alverà che prova il tiro di prima intenzione, perde il bastone, lo rompe, deve andare a cambiare, questa è un'occasione per l'Asiago. Marchetti mantenuto, para ancora De Filippo e arriva il gol sul rebound, qui non poteva veramente niente Marco De Filippo, tiro e poi ovviamente squadra sbilanciata, arriva anche il gol di mantenuto dopo la prima grande parata di Marco De Filippo, va a colpire, lo rivediamo nel replay, tiro sul secondo palo, parato da Marco De Filippo con lo scudo, poi ovviamente a terra Marco De Filippo non può fare nulla sulla seconda conclusione del nuovo oriundo dell'Asiago. Che peccato, il Cortina era in attacco con la possibilità per Tommaso Alverà di tirare verso la porta asiaghese, rompe il bastone, contropiede degli asiaghesi stessi, 2 contro 1, De Filippo fa quello che può sul primo tiro, sul rebound segnano gli stellati, interrompendo un'imbattibilità di De Filippo che durava da tanti minuti. Sì, esattamente 2 partite, quindi 120 minuti per essere più precisi, forse qualcosa in più. Sì. Anzi no, sono 120 minuti perché sono 2 partite giocate in effetti da Marco De Filippo dal suo rientro dall'infortunio, ed ora la partita si riapre in maniera decisa, perché l'Asiago ha la forza di recuperare sicuramente, il Cortina subirà un pochino l'inerzia e l'entusiasmo dell'Asiago ovviamente dopo aver segnato l'1-3, e quindi deve stare ulteriormente attenta, ma come Mario ricordava il Cortina è stato un po' sfortunato perché arriva anche una penalità come probabilmente per 2 giocatori, uno per parte, crediamo. Mi auguro quantomeno per tutti e 2, perché qui è l'asiaghese che si è innervosito sulla carica regolare di Mike Zanatta. Rivediamo nel replay, ecco. E infatti però si sa che solo Remi Giftopoulos il pulito per gancio con bastone, quindi non ci sono ulteriori decisioni da parte e infatti è quello che non c'entravano gli screzi. No, non c'entravano gli screzi tra Mike Zanatta Zanatta e Lievore, credo, forte. Ecco. Questo è un peccato, ma però è una conseguenza tante volte, dopo aver subito un gol la squadra ovviamente che segna riapre
decisamente la partita, come in questo caso, va a forzare la squadra che subisce, può innervosirsi e proteste giustissime della panchina ampezzana, perché la carica di Zanatta era assolutamente regolare, mentre la reazione di Lievore assolutamente fuori posto ed era da sanzionare. Il fallo di Giftopoulos onestamente non l'ho visto, lo prendo per buono, ma sicuramente era da sanzionare anche la panchina, il giocatore asiaghese. Così non è stato e adesso ovviamente sono tempi duri qui all'Olimpico. Il Cortina gode ancora ovviamente di un vantaggio di 2 reti, 3-1, ma come dicevamo, dopo il gol asiaghese di mantenuto, l'inerzia è ora sulle stecche della squadra vicentina, che è andata anche a prendersi un power play discutibile, se vogliamo, non per il fallo di Giftopoulos, ma per quanto raccontato dal mio socio. E seguiamo ora il gioco con l'uomo in più da parte dei vicentini. McParland prova subito il tiro, anzi un finto tiro per un passaggio verso Rosa che non riesce ad infierire, perde il bastone Marco De Filippo, non lo va a recuperare, lo va a recuperare in questo momento. Lo scambio, il tiro arriva, la deviazione sotto porta, rischia molto ovviamente Cortina, il power play si fa ancora più forte in questi minuti decisivi del match, con la qualità dei giocatori dell'Asiago che alzano ovviamente la loro pressione in questi minuti, con l'occasione di giocare con l'uomo in più. Marchetti, le finte sulla blu, si gira per Rosa, cerca McParland, lo trova largo, baffi esterni di sinistra per la conclusione, anzi è sempre la ricerca di una deviazione da parte del playmaker, in questo caso del special team, che è Giuseppe Magnabosco. Marchetti ancora per McParland, cerca la stecca di Rosa, la trova, ma trova anche il gambale, anzi è Rosa a trovare il gambale di Marco De Filippo. Cambiano gli special teams, la scatola ampezzana ovviamente, così come quello offensivo dell'Asiago, con la ripartenza di non mantenuto, adesso non ricordo più, non ho visto bene il nome sulla maglia, era Marchetti proprio, l'attaccante, non il difensore. Lo scambio sulla blu, Miglioranzi, buona occasione qui per il tiro, alto sopra la traversa da parte di Ginetti, mantenuto verso Marchetti sulla blu per il tiro di Miglioranzi, para Marco De Filippo, Cazzola mette fuori il pack, se sta per andare un altro power play, ma attenzione, residui ancora di superiorità numerica per l'Asiago, mantenuto, gira bene, gioca largo, però deve trovare un corridoio interno, lo trova in Marchetti, anzi esterno, sui baffi esterni di destra rispetto a Marco De Filippo. Cutona adesso Giftopoulos attivo sul ghiaccio, quindi Cortina in 5, Ginetti, erroraccio qui sulla blu sul controllo, il forecheck di Giftopoulos che infastidisce ovviamente la manovra del figlio d'arte Ginetti. 8 minuti al termine, Cortina 3, Asiago 1. Mario, saranno 8 minuti veramente entusiasmanti e anche da soffrire, ma ci sarà da vedere tante belle cose in questi ultimi 8 minuti di tempi regolamentari. Ha retto benissimo la scatola ampezzana, Asiago con il meglio del meglio che il proprio roster possa offrire sul ghiaccio, ancora pericoloso in 5 contro 5, bravo De Filippo prima, brava la scatola ampezzana a rimanere unita. Asiago con qualità ma anche con nervosismo, perché sottolineo qualche uomo particolarmente nervoso. Sì. E resistiamo e siamo ancora sopra 3-1. Siamo ancora sopra 3-1, esce Gianni Ballini per dare seguito all'azione che porterà veramente a un icing e quindi Cortina tira il fiato. Ottimo questo, veramente per i colori ampezzani, questo errore di precisione da parte del difensore targato Migros. 7-16 al termine dei 60 regolamentari, 3-1 Cortina, ricordo ai 3 gol ampezzani. È arrivato il gol di mantenuto che ha riaperto la sfida, ha dato la carica che sembrava essersi esaurita quasi nelle gambe dei giocatori di Matila. Un gol, sappiamo benissimo, nell'hockey può dare veramente un'energia tante volte che noi diamo per scontata essere terminata. La ripartenza adesso, Ginetti, le finte, buon silvestro interno, Marco De Filippo ancora attentissimo, fa da tergicristallo, passa da un palo all'altro senza praticamente quasi accorgersi del disco, ma la protezione della porta è ermetica.
Rosa prova a colpire sul primo palo, anzi non è Rosa, chiedo scusa, Tessari alza la testa, diamo lì una regia per il power break, rimaniamo in diretta per le frequenze di Radio Cortina, ovviamente ricordando il nostro partner Stuzzica la Voglia. Me la mangerei volentieri una pizza, anche se forse i secondi del power break sono troppo pochi per gustare. Afro, il tuo benessere quotidiano. Torniamo live dall'Olimpico anche sulle frequenze della Cortina dopo il power break, quindi la pausa pubblicitaria che è il nuovo, diciamo, inserito nel regolamento di quest'anno, soprattutto per poter permettere agli sponsor di essere visibili nelle pause durante le dirette streaming. Siamo in diretta sempre su radiocortina.it, ovviamente per la radiocronaca che ci sta seguendo dalla propria radiolina e lo fa da tanti anni, è collegato ancora con noi per gli ultimi 6 minuti dei 60 argomentari con un Cortina avanti per 3-1. Un Asiago che spinge, un Cortina che si difende ancora piuttosto bene. Pericoli veri non arrivano, ma attenzione, arriva proprio adesso ancora un Marco De Filippo incredibile in questo caso con il gambale. La posizione del Cortina con Chad Pietoniro si ferma, aspetta l'arrivo di Forze, rischia molto qui con un retropassaggio che poteva garantire un contropiede agli avversari. Fortunato il Cortina, fortunato anche Chad Pietoniro, che non si può discutere sotto l'aspetto della volontà, del dinamismo, della velocità. Ma tante volte anche in questo caso è una scelta un pochino troppo affrettata. Aveva il possesso del pack nel terzo, ha cercato una linea blu dove non aveva nessun compagno di riferimento e ha rischiato moltissimo perché ovviamente i giocatori dell'Asiago erano già in posizione offensiva. 5:36 al termine, ancora Asiago nel terzo Ampezzano e penso saremo costretti a raccontare ancora per il resto della partita questo leitmotiv di questi minuti. È normale, bravo qui Vainonen, che giocata però un po' sprecata qui da Adami, che però ha giocato fino a un grandissimo incontro, anche qui fa ancora un ottimo intervento, rischia un po' con il passaggio suggerimento interno, arriva alla conclusione dell'Asiago. È in questo minuto forse eccesso di confidenza del buon capitano Ampezzano, mette in difficoltà Vainonen in un passaggio centrale. Sì, che è una forma di uscita di zona richiesta proprio anche nell'hockey moderno, con un nuovo schema, non semplicemente lungo le balaustre con un taglio centrale del centro o addirittura come nei fasti di un tempo con il centro che correva dietro la porta. Il passaggio proprio all'interno del bowling è certo che in questo caso a 4:40 dalla fine, 3-1 sotto, è un pochino rischioso. E Vainonen non era solo soletto là in mezzo, pronto a ricevere, c'erano un paio di maglie gialle pronte come due condori in agguato. 4:46 termine, ingaggio in zona per l'Asiago che schiera ancora 3 blocchi, anche per l'Asiago ovviamente la necessità di stringere le linee così come ha fatto Ivo Masca lasciando fuori la quarta. Ovviamente fa così anche Tessari, che lui è il coach ufficiale questa sera sulla panca della Migros. 4:38 al termine, liberazione vietata del Cortina. Io penso che questi minuti dureranno parecchio. Ci sarà un Cortina sotto assedio, ci saranno ancora liberazioni vietate, ci sarà un Asiago che a breve potrebbe pensare anche di togliere Gianluca Vallini dai pali per cercare di giocare con l'extra player, ma tutto da vedere come va il proseguo di questi minuti. Ovviamente un gol da una parte e dall'altra potrebbe cambiare anche quello che ho raccontato. Barnabò, bravo qui due tempi, poi non riesce a liberare del tutto, arriva la conclusione, una sorta di cross, non riesce a raccogliere con la mano Enrico Larcher, anzi Emanuele Larcher, chiedo scusa. Aggiramento della gabbia, suggerimento verso Ginetti sulla blu che prova il tiro, arriva la conclusione, Marco De Filippo ancora, bravo a non lasciare nessun rimbalzo, disco fuori, Ronny De Zanna viene buttato a terra, arriva la penalità, anche qui un po' ingenua, forse un pochino fortuita diciamo, ma c'era il fallo perché è andato veramente a falciare
non Ronny De Zana ma Andrea Moser, credo. Andrea Moser, giusto? Furbo, attento, È pronto, furbo, Andrea ragazzo, Moser, è furbo, certo non l'ultimo arrivato in termini di esperienza, anche lui, ingenuo il giocatore dell'Asiago, che comunque il colpetto da dietro glielo dà, e a mo' di sgambetto prende 2 minuti. Bravo Andrea Moser qui a prendersi la penalità che ci stava, ovviamente accentuata, non dico accentuata, semplicemente ha ricevuto il colpo e non si è non ha messo forza per restare in piedi, semplicemente. Direi che a 4:05 dalla fine del terzo tempo ci sta. Ci sta tutto per il Cortina. Gestire un power play su vantaggio di 3-1 a così pochi minuti dal termine. Chad Pietoniro prova il tiro in 2 tempi, è chiuso qui, non ha la fortuna di trovare un corridoio importante, soprattutto la forza per andare a concludere. Poi il passaggio deviato e Cortina è costretto a uscire dal terzo. Sono importante sicuramente questo power, è importante lasciare correre il tempo. Certo, se si può andare a offendere e andare a colpire è ancora meglio, ma intanto sono 2 minuti in meno per l'Asiago di giocare in parità numerica, e questa è la grande cosa. Bisogna stare attenti a non rischiare, soprattutto. Giftopoulos, l'importante è il possesso, proprio il possesso del disco. Bravo qui Cazzola ancora per Chad Pietoniro che cerca il fratello. Phil cerca Cazzola dall'altra parte. Chad Pietoniro a scambiare con Giftopoulos per la solita triangolazione. Sulla blooper il tiro di Cordiano, la deviazione di Cazzola troppo alta qui. Gioca bene però il power per la prima linea, ma c'è un Cazzola superlativo questa sera, che adesso affronta Vallini, poi lo forza, il tiro arriva anche al gol, non viene dato il gol però, ma va bene così. Io penso sia una delle migliori partite di Cazzola di quest'anno. Sono assolutamente d'accordissimo. Gestione anche in questo caso nel power play perfetta, disco fatto girare più lentamente mancando così poco alla fine, gli uomini più tecnici sul ghiaccio, tutto giusto, tutto perfetto. 2:50 al termine. Mario, abbiamo parlato di Alps Hockey League, ma lo faremo alla fine per dare il resoconto finale di alcune sfide aperte, se non sbaglio, erano tutte terminate. I risultati dati poco fa erano tutti i risultati perfetto, finali. allora faremo per doveri di cronaca ovviamente il riassunto al termine di questo match anche di risultati dagli altri stadi della Alps Hockey League. Intanto all'Olimpico, nella Hockey Night di Radio Cortina e hockeycortina.it, a 2:50 dal termine, con il Cortina con 45 secondi di power play, la squadra di Omasca è sopra per 3-1 contro l'Asiago nel derby veneto e può gestire il disco nella zona difensiva proprio degli ospiti. Zanatta per la botta di Vainonen che non trova la prima marcatura con la nuova maglia. Terzo incontro per lui da quando è arrivato da Zgnomo, da Olli Zgnomo, squadra storica della Ebel che però è fallita nella passata stagione. Ha cominciato questo campionato dalla terza lega proprio anche insieme a Vainonen e insieme anche al giocatore del Kitzbühel che abbiamo rincontrato proprio l'altra sera, un giocatore cieco proprio originale di Havlik, originale di Zgnomo. Vainonen scarica il puck saggiamente a farlo circolare, a mettere in difficoltà la difesa avversaria. 2 minuti al termine, a breve Johnny Vallini potrebbe prendere la via della panca. Vediamo, il suo sguardo si fa attento verso le direttive da parte del suo allenatore. 1:53 al termine dei 60 regolamentari. Ingaggio fuori dalla blu ampezzana. 3-1 sempre risultato fisso sul tabellone dopo il gol di Mantenuto che ha dato coraggio ovviamente ai vicentini, un coraggio che però si è scontrato con l'attenta retroguardia pezzana, l'attenta squadra di Omasca che ha poco concesso e nel caso appunto sia stato concesso qualcosa ci ha pensato Marco De Filippo. Frey, disco al centro, non raccoglie McParland. Sulla blu Casetti, dall'altra parte per Miglioranzi, il suo tiro rapido, forte di polso, raccoglie Marco De Filippo, Vaino ne mette fuori col quasi giusto rimbalzo, raccoglie ancora lui, anzi no, disco che ancora gira nel terzo difensivo del Cortina.
per Marco Rosa, le finte di Marco Rosa, cerca di aggirare, di accerchiare la porta ampezzana, non aggirarla ma con una doppia finta di mettere a sedere Marco De Filippo, non ci riesce il buon Rosa. Empty net dall'altra parte, extra play sul ghiaccio per l'Asiago che le tenta tutte, anche con un tiro della speranza da parte di Alex Frey, piuttosto in ombra questa sera il bomber alto atesino. Arriva un altro tiro, niente da fare, tiro esterno è debole, 50 secondi al termine, Cortina resiste, Phil Pietrolino dovrebbe toccare il pack semplicemente in avanti, non ci riesce, arriva un'altra conclusione dell'Asiago, ma il tempo scorre e sono 2 le marcature da recuperare per gli stellati. Phil Pietrolino deve giocare piano questo disco, non così violentemente, perché così si arriva a un icing ovviamente. Riprendiamo la linea anche, anzi il time out in questo caso chiesto dal Cortina. Siamo live anche su radiocortina.it per gli ultimi 35 secondi di questa sfida. Mario, che dici? Dico che ci si poteva tranquillamente aspettare questi ultimi minuti o secondi veementi da parte dell'Asiago, comunque un Cortina che si sta facendo trovare prontissimo, guidato da uno strepitoso De Filippo. Sì, forse su tutti, sicuramente un Ronny De Zanna che ha giocato le prime 2 frazioni veramente ad altissimo livello, tutto una seconda linea, un Marco De Filippo che ha sorretto il Cortina in tutta la partita, anche se appunto l'Asiago ha dimostrato a tratti la sua forza, ma la sua forza che rimane tale ovviamente, ma di fronte a un Cortina così bello, così ordinato, per largo, per tanti minuti di questo match, anche l'Asiago fa difficoltà e ha difficoltà a segnare, perché alla fine un solo gol finora, a 35 secondi dal termine, un solo gol è stato subito da Marco De Filippo in questo match, quindi è più chino il sunto della partita. L'Asiago che sul 3-0 ha iniziato a attaccare a testa bassa come dei leoni ovviamente affamati, ma si è trovata di fronte una squadra concreta, ordinata e un gran portiere. Hai detto tutto perfettamente. Asiago che non si può dire non ci abbia provato, a tratti con la qualità soprattutto delle sue prime 2 linee ha creato parecchie occasioni, ma Cortina, oltre a quello che hai detto te, aggiungo voglioso, che è il Cortina che vogliamo vedere sempre. Se poi c'è da essere proprio andare nel dettaglio, cari ascoltatori, caro Mario, parate big saves da parte di Marco De Filippo, forse ne ricorderei 1 o 2, certo che lì rimaniamo sempre, ma seguiamo gli ultimi secondi prima di raccontarcela. Ovviamente McParland ci prova, Cazzola nel terzo a cercare di sporcare fuori il disco, arriva anche il tiro della disperazione che porta forse il disco sulla stecca di Giftopoulos, che prova un corridoio verso la porta avversaria, c'è un fischio arbitrale per un offside. Non arriva l'empty net, sì, che non conta niente, perché tante volte poi ci sono giocatori che cercano magari la porta sguarnita per andare a farci la loro classifica punti, no? Giftopoulos però può permetterselo perché è uno che tecnicamente la porta la sa prendere, esatto, in questo caso però offside. Ma succede che bisogna avere anche la lucidità negli ultimi secondi di non giocare per forza per arrivare al punto, arrivare al gol, ma gestire il disco per un Cortina che vince questa partita 3-1. Li facciamo anche noi questi applausi. Assolutamente, forse la miglior partita della stagione. Sì. Ricordo forse la partita casalinga anche contro l'Asiago nella sfida di return to play, anche giocata ad altissimo livello, però questa sera Cortina, con la differenza che vince nei 60 regolamentari, porta via punti preziosi all'Asiago, che aveva desiderio assoluto di fare classifica per andare a tentare il primo posto nella graduatoria del campionato italiano, e invece l'Asiago va male perché di fronte si è trovata veramente una signora squadra questa sera, che anche questa sera con 3 vittorie di fila e 3 vittorie importanti allunga ancora di più nella graduatoria della Arms Hockey League, e soprattutto per il suo gioco, per la sua qualità espressa questa sera, dà dimostrazione di essere una squadra che ha trovato un equilibrio e può andare sicuramente a fastidire le prime della classe. Assolutamente sì, questo Cortina ci piace un sacco, correggimi se sbaglio, abbiamo l'ufficialità degli accoppiamenti per le eventuali semifinali scudetto, sì, è vero, Mario. E quindi ci sarà un bellissimo derby veneto
e un bellissimo derby altoatesino. Esattamente, perfettamente. Quindi ci sarà Valpusteria Renon prima contro quarta per la Final Four scudetto e Asiago Cortina per il secondo terzo posto, scusa, per la seconda semifinale tra la seconda e la terza in classifica, ovviamente per la Final Four scudetto, ma vi terremo aggiornati. Noi ci sentiamo giovedì per la partita interna contro il Klagenfurt. Per tutti i nostri ovviamente telespettatori dello streaming su hockeycortina.it la buonanotte e diamo linea alla regia. Ciao a tutti, grazie.